è Santa Barbara, questa è la Madonna e questa è Don Bosco. Perché? Perché quando hanno fatto il campanile, la chiesa, Come no? Certo. la chiesa era dedicata ai salesiani. I salesiani... Ascolta, perdonami se una domanda, ma queste sono le originali, vero? Sì, sì. Don Bosco faceva parte dei salesiani e gli hanno dedicato questa campana. Che questa campana è quella che batte le mezz'ore, i 30 minuti. Don Bosco batte l'ora e questa batte i 30 minuti. 2 volte, soprattutto i giorni di festa, 2 volte al giorno battono tutti assieme, partono tutti assieme in automatico. C'è un automatismo programmato con un computer giù e sventolano tutte e 4 assieme, che qua dentro non fa starci. Posso credere. Ah, questa è la torre vittoriana. Ok, grazie. Oh ragazzi, senza nostalgia, ma io la chiamo Torre Vittoria. Abbiamo anche la Torre Vittoria, come Sì. dice il nostro amico. E la Torre Vittoria ha una certa altezza, 43, circa 44 metri. Che questo campanile all'origine doveva superarli. E allora qualcheduno a quei tempi aveva detto Senza fare nomi. il campanile non può superare la Torre Littoria, perciò l'hanno fatta alla stessa altezza. La Torre Littoria e il campanile hanno la stessa altezza. Quasi 44 metri. Campanile sembrerebbe Poi su non c'è niente, però si vede meglio il panorama. Però non c'è diciamo già niente. abbastanza bello e uguale. qui non scherzo. Se va su lo vede molto molto meglio. Invece questa, allora, questa l'hanno un po' modificata, no, quella di giù l'hanno modificata isoletta. Sì. Questa è quella di su, modificata per arrivare così. No, È rimasta così. Bellissimo. Sì, infatti. ma ce n'era gente. Se voi vi capita di andare da qualche parte, in qualche locale, qui vicino ci sono delle Sì, fotografie è centrale qualcosa, certo. e voi vedete qui davanti migliaia di gente che lavorava per la costruzione di 1, 2 e 3 e parole. Poi sempre nel 38 dicembre è stata inaugurata, hanno fatto l'inaugurazione, chiesa, il campanile, torre ed è stata consegnata ai preti, ai salesiani.